Noi siamo qua pronti, ben lungi da qualsiasi operazione di ostacolo, anzi vogliamo che la cosa parta prima possibile e venga risolta il prima possibile. Cioè, a questo punto è un fatto morale, è un fatto di sicurezza, è un fatto di civiltà. Ne fa una questione di civiltà Ivano Menegaldo, uno dei tanti cessaltini espropriati per fare spazio ai lavori della terza corsia sul tratto maledetto della 4. Nessuno da queste parti contesta l'utilità dei lavori, ma tutti chiedono che i cantieri accelerino. Solo a Cessalto i cavalcavia sono 5. Prima di parlare di terza corsia bisogna ampliare questi manufatti e rifare tutte le intersezioni. Il messaggio degli espropriati è chiaro. Ciò che è pubblico vale di più e viene prima del privato. Se ci sono dei morti è fuori discussione, questo tratto qua va risolto. Noi sappiamo che qui adesso c'è un appalto per il cavalcavia e poi ci sarà l'altro appalto per stendere il nastro della terza corsia vera e propria. Quindi passeranno altri anni di morti e di disgrazie, che è ora che finiscano. Il problema è che muore una volta il camionista serbo, una volta quello del Montenegro, eccetera. Immaginare di fare un'associazione delle vittime è ovviamente difficile, molto, molto complesso, però rischiano di essere veramente morti per le quali non ci sarà mai nessun colpevole, ma invece questo è un problema. Nel caso di Menegaldo, l'atto di esproprio risalente al 2022 riguarda parte del suo giardino. La scarpata che vedete al momento è stata solo parzialmente disboscata. Questa casa invece, che si trova dall'altro lato della strada, deve ancora essere abbattuta. A Santa Maria di Campania il cantiere, in corrispondenza di un secondo cavalcavia, sembra a uno stadio più avanzato, ma in attività c'è solo un piccolo escavatore. Proprio in questa zona ci sono stati 3 abbattimenti di 3 case che sono venute meno, quindi anche gli espropriati, le persone che hanno pagato questo scotto lo hanno pagato e sono quindi adesso a chiedere di incominciare i lavori, di andare avanti. È una necessità anche nei confronti e nel rispetto di chi ha abbandonato la propria casa, chi ha visto il proprio pezzo di terreno venire meno. Vogliamo in qualche modo l'inizio dei lavori per risolvere questo problema.